contributo d'accesso a Venezia tra turisti, più di una perplessità per il prezzo di 10 euro. L'assessore Zuin annuncia che con gli introiti saranno abbassate le bollette Veritas per i veneziani. Approvato dalla Giunta Comunale il progetto esecutivo del nuovo stadio di calcio del Bosco dello Sport di Tessera. I cantieri partiranno a luglio, fine lavori nella primavera del 2027. Opposizione all'attacco, Brugnaro presenta per l'ennesima volta Stadio Palasport per distrarre l'opinione pubblica dall'inchiesta che lo riguarda e dai fallimenti della sua amministrazione. Convalidato l'arresto del tunisino indagato per le violenze ad una 32enne sequestrata per 5 giorni in un palazzo abbandonato a Mestre. L'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. L'ipotesi è quella di un guasto al timone. L'equipaggio ACTV è riuscito a evitare una collisione in Canal Grande. Piloti ricevuti in municipio. Comune di Meo lo spegne l'autovelox sulla Treviso Mare al confine con Roncade, visto il fioccare di ricorsi, ma lungo la strada, commenta il sindaco, si torna a una situazione di pericolo. Anche il vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, ha voluto rivolgere a tutti gli auguri di buona Pasqua attraverso le nostre emittenti. Buonasera, bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali, subito con le notizie, lo avete sentito dai titoli, perché oggi è stata la prima giornata del secondo anno di contributo d'accesso a Venezia. Vediamo com'è andata. Con meno clamore dell'anno scorso, quando il piazzale della stazione di Venezia era gremito di troupe televisive internazionali e a Piazzale Roma si svolgeva una manifestazione di protesta, il contributo d'accesso torna anche per il 2025, con due novità. Le giornate in cui sarà in vigore passano da 29 a 54, iniziando con un blocco unico che va dal 18 aprile al 4 maggio e poi ogni venerdì, sabato e domenica fino al 27 di luglio, ed un prezzo che varierà dai 5 ai 10 euro a seconda di quanti giorni prima ci si prenota. Se prenoti prima paghi di meno, se prenoti gli ultimi 3 giorni rispetto a quello in cui devi venire o il giorno stesso paghi 10 euro. Non è escluso che un domani non si possa addirittura pensare a una tariffa più alta o più bassa in base al numero di prenotazioni per quel giorno e quindi al maggior numero di prenotazioni una tariffa più alta. Confermate tutte le esenzioni, con in più il fatto che ai residenti in Veneto non sarà richiesta neanche l'autocertificazione, ma non tutti arrivano a Venezia dal Veneto. È un po' sotto shock per i 10 euro la turista londinese e si augura che i soldi siano spesi per la salvaguardia di Venezia. Stessa reazione dalla visitatrice brasiliana e per quanto sia stato pubblicizzato sono molti anche gli italiani sorpresi dal contributo d'accesso. Quanto avete speso? 60 euro, vabbè. Se lo usano per l'infrastruttura bene, se no... 20 perché lui è inferiore ai 14 anni. Cosa ne pensa del ticket? Per me è la prima volta, ecco, sono andata anche in altre città, non si è mai pagato, quindi non so. E anche perché poi si girerà anche qui in città e si spenderanno anche altri soldi. Ma quanto spende e guadagna il Comune di Venezia col contributo d'accesso? L'assessore al bilancio Michele Zuin parte dai numeri del 2024. 2,7 milioni è quello che abbiamo speso e ricavato sui 2,4 milioni, una cosa del genere. E quest'anno prevediamo di fare 1 milione e mezzo diciamo di avanzo, ma sempre a confermare che non è un fare cassa, utilizzeremo questi soldi per tenere più basse le bollette Veritas dei veneziani. Quest'anno non ci sono state ancora manifestazioni di dissenso, ma è anche vero che il concetto di pagare per entrare in un'area pubblica, anzi in un'intera città, rimane questione dibattuta. Per il Comune invece il contributo d'accesso è il primo provvedimento concreto di contenimento turistico. Noi siamo gli unici al mondo a provare a metter mano sul tema dell'overtourism in questa maniera e ci stiamo appunto provando con grandissima umiltà, sapendo che però il mondo questa misura la sta capendo moltissimo. Tranne qualche comitato veneziano che purtroppo non capisce, ma questi non sono problemi nostri. Approvato il progetto del nuovo stadio di Tessera. Eccolo il progetto del nuovo stadio di Venezia che sorgerà nell'area di 116 ettari del Bosco dello Sport di Tessera. Potrà ospitare partite di calcio e di rugby, concerti ed eventi culturali. Appena approvato in giunta comunale, il progetto esecutivo è stato presentato al municipio di Mestre da sindaco e assessori. Adesso si comincia anche a fare lo stadio, si cominceranno a piantare gli alberi e poi la gente comincerà a vedere le squadre, vedrà i grandi concerti, insomma diventerà un'area
sportiva ma anche diciamo di divertimento tra le più grandi, la più grande del Veneto sicuramente, competerà con Bologna e con Milano. Quella è Venezia, ma Venezia metropolitana insieme a Padova e a Treviso insieme. La settimana prossima sarà predisposta l'area di cantiere, l'avvio dei lavori è previsto a luglio, l'inaugurazione circa 20 mesi dopo, nella primavera del 2027. A quel punto il palazzetto dello sport che gli sorge accanto, i cui lavori sono in fase avanzata, dovrebbe essere attivo da circa un anno. Sarà uno stadio di 18.500 posti, categoria massima per la UEFA, quindi adatto per fare partite di calcio nazionali, internazionali, partite di rugby, ma anche un assetto per concerti ed eventi. Quindi uno stadio moderno, l'unico, devo dire, in Italia, l'unica città che in Italia sta costruendo uno stadio nuovo. Lo stadio costerà complessivamente 92 milioni e 300 mila euro, di cui 47 milioni dall'avanzo del comune e 45 a mutuo. Complessivamente, per la realizzazione dell'intero Bosco dello Sport, il comune contrarrà un debito di 65 milioni di euro rispetto ai 95 previsti inizialmente. È una risposta fortissima per Torre No, che chiedeva le mie dimissioni proprio per bloccare il Bosco dello Sport. Ha detto vogliamo le sue dimissioni e così blocchiamo tutto. E io invece voglio sbloccare. Una volta entrato in funzione il nuovo impianto, quale sarà il destino del vecchio stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena? Rimarrà sicuramente campo da calcio, poi perché no, magari fare qualche altro piccolo impianto sportivo, penso a qualche campo da tennis che a Venezia Isola non c'è, qualche campo da padel o anche qualche corsia di pista d'atletica. Subito partite all'attacco le opposizioni che dicono Brugnaro presenta per l'ennesima volta Stadio Palasport per distrarre l'opinione pubblica dall'inchiesta che lo riguarda e dai fallimenti della sua amministrazione. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco. Vendo tutte le case popolari agli affittuari, perché la legge consente di fare uno sconto del 20% sulle persone che sono in affitto. La conferenza in municipio a Mestre doveva essere sul nuovo stadio, ma oltre a questo annuncio il sindaco ne approfitta per togliersi più di un sassolino nella scarpa nei confronti di quelli che definisce a più riprese i sinistri, a partire dal Bosco dello Sport. E quando sentirete qualcuno che deve bloccare lo stadio, come se fosse un'operazione speculativa, una roba del genere, ma dico scusa, ma dopo te scrivi però, lo scrivi sulla pietra che non verrai mai tu, perché devi essere coerente. C'era gente coerente una volta, devi sparire. Stai nipotini con le bandiere. Mese bandiere consunte, nessun ideale, nessuna proposta. Nessuna proposta perché quello che si agita contro il comune è il partito del no. Allora fanno i tavoli, sempre gli stessi, queste borse rosse là, si tornano intorno, sono iniziate le campagne elettorali e la cosa principale è bloccare. Non si mettono d'accordo su niente, l'unica roba si mette d'accordo sul dare contro Brugnaro. Sono diventato il nemico numero uno, per certi versi è un vanto. Brugnaro si sente oggetto di un attacco continuo. Sono loro l'origine del problema di Venezia. Sono pochi per fortuna, non sono tanti, ma sono bravi. Io lavoro H24 per rompiscatole. Una roba incredibile. Ma perché l'opposizione è così ringalluzzita? Siccome hanno sentito profumo di argento, come dice qualcuno, no? Sento che il bilancio è a posto, tanti si stanno rinfocolando per essere rieletti, perché i mega sai i debiti. Adesso io restituisco un comune, una città metropolitana carica di grano, per cui adesso si sarà tirare i bei carichi, capito? I belli ingorilliti. E sulle prossime elezioni lancia un appello ai cittadini. Ho il cuore pulito, le mani sì, sono sporche e anche callose a furia di tirare pugni, perché con questa gente qua, però mi raccomando ragazzi, non stiamo a dare a città sti qua, questi brocca veramente, questi mette a retromarcia addirittura. Siamo alla cronaca, il GIP di Venezia ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il cittadino tunisino 33 anni indagato per le violenze nei confronti di una donna di 32 anni di origine italiana sequestrata per 5 giorni in un palazzo abbandonato a Mestre. L'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Guasto a un vaporetto a CTV, vediamo cosa è successo al Canal Grande. Vaporetto a CTV della linea 2 fuori controllo per un guasto, va a sbattere contro il ponte di Rialto a Venezia. È successo giovedì sera verso le ore 19 sul Canal Grande. Il vaporetto era carico di passeggeri appena fatti salire alla fermata di Rialto ed era diretto verso la stazione ferroviaria di Santa Lucia, quando qualcosa è andato storto. I segni, anche rumorosi dell'impatto, sono stati evidenti, ma almeno apparentemente fino ad ora nessun'altra conseguenza.
Solo la bravura di Massimo e Samuele, rispettivamente pilota e marinaio del mezzo CTV in avaria, è riuscita ad evitare conseguenze ben peggiori. Il pilota, nonostante il guasto che ha reso di fatto il vaporetto ingovernabile, l'ipotesi è di un'avaria al timone, è riuscito ad effettuare una manovra di emergenza, mettendo così in sicurezza sia il vaporetto che i passeggeri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e in quel momento non stavano transitando altre imbarcazioni. Massimo e Samuele questa mattina sono stati ricevuti in municipio a Mestre dal sindaco Luigi Brugnaro e hanno ricevuto il suo ringraziamento anche il sindacalista Alberto Cancian e l'oggi all'equipaggio. Sotto il ponte di Rialto sappiamo esserci molto traffico, fortunatamente non c'era nessuno e bisogna fare i complimenti al comandante per come ha affrontato la situazione, per come ha messo in sicurezza tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Occorre potenziare la manutenzione dei mezzi e l'attenzione alla sicurezza. Canal Grande noi da tempo chiediamo di stabilire proprio un vero piano sicurezza sulle precedenze e su quant'altro. Ecco, non vorrei che adesso questi episodi si accanissero contro l'azienda del trasporto pubblico, di conseguenza verso i lavoratori e verso i cittadini. Treviso Mare, spento l'autovelox a Meolo. Dal momento in cui si cominciano a perdere i ricorsi in continuazione, ci si espone anche a un potenziale danno erariale nei confronti dell'ente. Per questo motivo abbiamo deciso di spegnere l'apparecchiatura fintanto che, spero e auspico veramente nel breve tempo, arrivino chiarimenti. Autovelox in Treviso Mare, al confine tra Meolo e Roncade, spento temporaneamente dal comune veneziano. La mancanza di chiarezza a livello normativo tra apparecchi omologati e apparecchi autorizzati, accusa il sindaco Pavan, sta mettendo le amministrazioni in seria difficoltà. Inanellare sconfitte davanti al giudice di pace crea per l'ente un rischio, così che anche l'occhio elettronico, che tante sanzioni ha comminato in questi anni sulla via del mare, per ora viene chiuso. I ricorsi che venivano presentati dagli automobilisti, presentati al giudice di pace, venivano sempre respinti. Ora invece nell'ultimo periodo questo non accade più, ma bensì è ribaltata la situazione perché vengono invece accolti. Ne abbiamo già persi 10, che sono gli ultimi ricevuti. Sindaco che ribadisce la decisione, messa nero su bianco con ordinanza della polizia locale, è stata presa a malincuore. Ci vediamo costretti a riportare sulla strada un serio rischio, perché ricordo che per il nostro caso specifico lì, proprio in quel punto di Treviso Mare, sono morte diverse persone, ci sono stati tanti sinistri. Da qui la dura critica al governo. È evidente che l'unica risoluzione del problema è nelle mani di chi deve legiferare e deve far chiarezza su questa tematica. L'inerzia nel sistemare questo problema, perché ricordo che ormai è già passato un anno dalla prima sentenza della Cassazione, diventa un problema serio per gli amministratori locali. Gli auguri di Pasqua dal Vescovo di Chioggia. Un pensiero a Papa Francesco e 3 parole apparentemente in antitesi ma in realtà profondamente complementari, fragilità, impotenza e speranza, risuonano nel messaggio degli auguri pasquali che il Vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, ha voluto rivolgere attraverso i nostri microfoni ai fedeli. Fragilità, ben rappresentata dalla condizione di salute nella quale si trova Papa Francesco in questo tempo. Mi pare che la sua fragilità rappresenta tutte le fragilità nelle quali la nostra umanità è immersa. La seconda parola è la parola impotenza, ben rappresentata dal crocifisso, che ci rappresenta non la potenza di chi sceglie di vincere con la forza, la fragilità, ma di chi sceglie invece la via del dono di sé, dell'amore, del dono della vita. Il Vescovo Giampaolo presiede i riti del Triduo Pasquale nel Duomo Cattedrale. Alle 21, stessa ora della Grande Veglia Pasquale di Sabato Santo, poi, domenica di Pasqua, il solenne pontificale alle ore 10:30. La speranza è la parola di questo giubileo. La speranza non delude. Mi piace tradurre queste parole con altre. La speranza non ti prende in giro, non è una finzione, non è una furbata. In questo senso di impotenza ben rappresentato dalla croce, noi possiamo custodire e coltivare
ed essere pellegrini di speranza per noi, per tutte le vostre fragilità e le vostre morti di ogni genere, ben radicati in quella speranza cristiana fondata nella Pasqua. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci.